Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati in diretta, torna l'informazione su Antenna 3, saremo insieme fino alle 14:30, in questa giornata vi attende lo speciale con il CAF CGIL per fare il punto sul servizio badanti e su tutte le novità che riguardano gli amministratori di sostegno e chi ne può beneficiare. Però partiamo con la cronaca, sono diverse le notizie che in apertura ci portano a Verona. La prima, una notizia davvero agghiacciante, 5 fermi nei confronti di altrettanti giovani di nazionalità marocchina accusati di rapina aggravata, tortura e lesioni permanenti ai danni di un connazionale senza fissa dimora. Sono stati eseguiti dalla Polizia di Verona su disposizione della Procura. Un sesto uomo del gruppo, anch'egli destinatario del fermo di indiziato di delitto, è attualmente ricercato. Cosa è successo nella notte? In un edificio abbandonato di Verona, dove la vittima stava dormendo, i 6 connazionali lo hanno sorpreso senza dargli il tempo di reagire. Dopo averlo immobilizzato, legando mani e piedi, si sono scagliati contro di lui con bastoni e bottiglie, ferendolo gravemente fino a provocargli una deformazione permanente al viso. Prima che il giovane riuscisse a scappare, lo hanno rapinato dello smartphone e di 400 euro. Il 26enne marocchino, vittima dell'agguato, si era reso protagonista lo scorso 19 maggio del vano tentativo di salvataggio di un ragazzo somalo finito nel canale Camuzzoni, che risulta tuttora disperso. Dunque i fermi sono 5 ad opera della Polizia di Verona su disposizione della Procura. Dunque li hanno fermati, c'è un sesto che è ricercato. Poi c'è una donna che si è rifugiata nel balcone del 4º piano di un appartamento che era in fiamme ed è stata salvata dai vigili del fuoco. Siamo a Legnago, l'incendio è divampato la scorsa notte al 4º piano di un condominio di 12 appartamenti, siamo in via Principe Umberto. Evacuato l'intero stabile di 12 appartamenti, 19 persone che si trovavano all'interno degli appartamenti al momento del rogo. Le squadre arrivate dal locale distaccamento da Verona e dal distaccamento dei volontari di Bovolone con 3 autopompe, un'autobotte e l'autoscala e 17 operatori. Dunque 19 le persone, 12 gli appartamenti e una donna che si è dovuta rifugiare sul balcone per sfuggire alle fiamme. Anche qui siamo a Verona. E con la cronaca ora ci spostiamo a Padova, perché hanno parlato per la prima volta i genitori di Andrea Favero, il 38enne di Vigonza, in carcere per aver ucciso la compagna Giada Zanola, sapete, la ragazza che è stata gettata da un cavalcavia della 4. Li ascoltiamo. Io sono la sua mamma, quindi mi pare impossibile che mio figlio abbia fatto una cosa del genere. Se devo dire. Quando ha sentito la notizia? Devo dire che per me il mondo è finito. Per una mamma il mondo è crollato ed è difficile. C'è solo un bambino di 3 anni, che è l'unica cosa che io devo assolutamente preoccuparmi. C'è tutto l'amore di una madre che non vuole rassegnarsi alle gesta di un figlio, nelle parole di Adriana Tommasin, la mamma di Andrea Favero, il 38enne camionista in carcere per l'omicidio della compagna Giada Zanola, morta dopo essere stata gettata dal cavalcavia vicino a casa. La polizia ha cercato per ora il cellulare della donna, rimasto attivo fino alle 4 di notte del 29 maggio e che ha agganciato come ultima cella proprio quella della casa di Via Prati. Nel cellulare ci potrebbero essere le foto che Giada si era scattata per immortalare i lividi sul suo corpo. Il papà di Andrea Favero però esclude che il figlio abbia picchiato la compagna. Io non le ho neanche mai viste, sinceramente. Mio figlio non me le ha neanche mai dette queste foto con i lividi, perché io l'avevo visto anche 2 giorni prima, ma mio figlio non aveva. La Giada non aveva lividi, io non l'ho, sinceramente, credetemi, nel profondo del cuore non l'ho mai vista con lividi. I genitori di Andrea Favero in questi giorni si stanno occupando del nipotino di appena 3 anni che chiede della mamma e di poter giocare con il papà. Adriana Tommasin conferma che il figlio era rimasto affranto dalla cancellazione del matrimonio, ma che non lo aveva mai visto litigare con Giada. Ma io non li ho visti male, se devo dirle la verità. Assolutamente. So solo che è molto affranto, questo sì. Quello che voglio dire è che non sta a noi decidere di togliere la vita a una persona, ma c'è una persona solo. E se Andrea ha sbagliato è giusto che paghi per quello che ha fatto.
I genitori di Favero nei prossimi giorni chiederanno di poter incontrare il figlio in carcere. Intanto le indagini proseguono. I poliziotti della squadra mobile ieri hanno cercato il cellulare anche nel pozzo, poi sono entrati nell'abitazione dove sono usciti dopo molte ore con una scatola piena di oggetti sequestrati. Perquisita ed analizzata anche l'auto della coppia, quella usata da Andrea Favero per arrivare fino al cavalcavia di Via Prati e dove sarebbe salita Giada prima di precipitare sulla A4. L'abitazione alla fine è stata chiusa e posta sotto sequestro. E ora siamo nella Marca Trevigiana, paese Il Rogo di Castagnole. L'ergastolo è arrivato per Sergio Miglioranza, 73 anni, accusato di aver ucciso la moglie e un'amica che viveva con loro, appiccando il fuoco nella loro casa. L'uomo impassibile alla lettura della sentenza. Giustizia per sua mamma. Finalmente, dopo 4 anni è arrivato. Cosa ha provato? Scusate. Gioia da un lato, ovviamente mia mamma non c'è più, però la soddisfazione è che sia stato condannato chi ha fatto tutto questo, per mia mamma ma anche per Franca. Ergastolo e isolamento diurno per 1 anno. Sergio Miglioranza, 73 anni, è stato condannato in primo grado per duplice omicidio premeditato e truffa all'assicurazione. Il 10 giugno 2020, in un rogo devastante a Castagnole, morirono Franca Fava, 68 anni, e l'amica Fiorella Sandre, 72 anni, intrappolate fra le fiamme. Dopo la lettura della sentenza, la figlia di una delle vittime è scoppiata in un pianto liberatorio. Quando ho sentito ergastolo è stata la cosa che mi ha veramente... Scusate. A lei la Corte d'Appello ha assegnato una provvisionale di 150.000 euro, mentre 100.000 euro andranno al figlio, il nipote di Fiorella. L'uomo rimarrà per ora agli arresti domiciliari. Le motivazioni della sentenza di colpevolezza saranno rese note entro 90 giorni. L'avvocato di Sergio Miglioranza ha già annunciato di ricorrere in appello. È necessario leggere le motivazioni per poi capire qual è il punto che ha fatto convincere la Corte della responsabilità del signor Miglioranza. Sicuramente ricorreremo in appello e è necessario prima leggere la sentenza. Secondo l'accusa, Miglioranza ha impiegato 17 minuti per mettere in atto il suo piano. I periti hanno parlato di 11 inneschi, 9 posizionati all'esterno della casa e 2 all'interno, utilizzando della benzina e dei blocchetti accendifuoco. Poi avrebbe acceso tutto, sbarrando la porta della stanza dove dormivano le donne. Il movente, di natura economica, sempre secondo il pubblico ministero Anna Andreatta, voleva incassare il premio dell'assicurazione sulla casa, le lacrime della figlia di Fiorella Sandre. Parlo sempre con mia mamma, onestamente. Io ho la foto in cucina, la guardo tutte le mattine e tutte le sere. E oggi, quando sono partita a casa, ho detto: mamma, oggi è la giornata buona, se non altro riposerai in pace. Dobbiamo tornare a parlarvi di maltempo perché si è abbattuto su Padova un violento temporale in meno di un'ora e mezza. Dalle 15 fino alle 17 di ieri sono caduti 22 mm di acqua, numerosi disagi rilevati in città e nella cintura urbana. Alcuni sottopassi sono stati sommersi, strade allagate, anche un paio di alberi caduti. Secondo la prima conta dei danni, alberi caduti anche in via Venezuela, nella zona industriale e in alcune strade secondarie. E sempre restando a Padova andiamo lungo la Monselice Mare. C'è stato un incidente nella Bassa Padovana nel tardo pomeriggio di martedì, coinvolte 3 automobili e c'è un ferito grave. 3 le auto coinvolte in un incidente nella Bassa Padovana lungo la regionale 10 Monselice Mare a Schiavonia. Il bilancio è di 2 feriti. I vigili del fuoco, accorsi da Este, sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi, mentre i 2 feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM. I 2 uomini, di cui uno in codice rosso, sono stati trasferiti in ospedale, il più grave con l'elicottero del SUEM. La strada, durante le operazioni di soccorso, è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni sono terminate dopo circa un'ora e mezza. E non ce l'ha fatta purtroppo la nostra apertura del telegiornale di ieri sera. Giulia Mauri, la donna travolta da un furgone in strada Ovest, è morta all'ospedale Cafoncello. I genitori si sono chiusi nel dolore.
Non ce l'ha fatta Giulia Mauri, la 38enne travolta da un furgone in strada Ovest e scaraventata nel Botteniga si è spenta all'ospedale Cafoncello di Treviso. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile incidente, un destino crudele, una serie di coincidenze sfortunate hanno fatto sì che si trovasse proprio in quel punto di Viale della Repubblica, poco oltre l'incrocio con Via Pisa, nell'istante in cui il furgone fuori controllo l'ha travolta. Giulia stava andando a casa dei genitori in bici, ma era tornata indietro a prendere le chiavi che aveva dimenticato in ufficio e a casa di mamma e papà non è mai arrivata. Nella villetta di via Santa Bonavecchia i genitori sono chiusi nel dolore. Troppo grande quello che ci è capitato, dice la mamma prima di rientrare in casa, ed è l'intera comunità che si stringe a papà Renato e mamma Paola che hanno perso la loro unica figlia, una ragazza stupenda, dicono tutti coloro che la conoscevano, laureata in lettere, lavorava in uno studio professionale in città, la sua grande passione era il karate, cintura nera, terzo dan, una passione coltivata nella palestra Rembukan, dove ha lasciato un vuoto incolmabile. Sotto l'aspetto tecnico era stupenda, ma sotto l'aspetto umano era eccezionale. Raramente ho visto persone come la Giulia. La Giulia ce la porteremo per sempre dentro, per il suo sorriso e per quello che riusciva a illuminare tutto attorno a sé. Era veramente una persona speciale, ci mancherà tanto. Intanto continuano le indagini sul tragico schianto. Stamane i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono tornati sul Botteniga ed hanno recuperato la bici di Giulia. In procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La polizia locale sta portando avanti tutti gli accertamenti che potranno far chiarezza sulle cause della tragedia e sul perché il furgone abbia invaso fuori controllo la pista ciclabile. Tra le ipotesi quella che il 22enne autista abbia avuto un malore, ma non è esclusa la distrazione o il colpo di sonno, attesi anche gli esiti degli esami per capire se il giovane fosse alla guida dopo aver assunto alcolici o sostanze stupefacenti. Torniamo ad occuparci dell'incidente di Galliera Veneta, dove sono rimasti coinvolti 4 lavoratori. Continuano le indagini dello Spisal sulle loro condizioni di salute. Ci aggiorna in diretta il nostro Federico Fusetti. Federico, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Sì, 2 i fronti di questa tragedia, quello giudiziario ma anche quello ovviamente delle condizioni di salute dei 4 operai feriti, dei 3 operai più il titolare dell'azienda feriti. Allora il ferito ricoverato a Treviso rimane in gravi condizioni, i 3 ricoverati a Padova, notizie proprio di pochi minuti fa arrivate dall'azienda ospedaliera, dicono che per quanto riguarda i 2 più gravi rimangono in terapia intensiva, rimangono in condizioni gravi ma stabili e questo dovrebbe essere il quadro per la giornata di oggi. Il terzo ricoverato a Padova invece è in condizioni nettamente migliori, è in osservazione e i medici sono molto più ottimisti. Naturalmente se ci saranno poi variazioni ve le daremo nel corso della giornata, in particolare nei nostri notiziari di questa sera. E sul fronte invece giudiziario ha aperto un fascicolo in procura per lesioni colpose, questo permetterà di accertare meglio quello che è accaduto, naturalmente anche verificare il rispetto dei sistemi di sicurezza. Questo è un po' il tema che interessa, colpisce e insomma è di stimolo anche per i sindacati che lanciano un appello e dicono a tutti i dipendenti di tutte le aziende di richiedere sempre il rispetto soprattutto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale alle loro aziende. Questo è un po' quello che chiedono i sindacati, che ripetono che fatti come questi si ripetono spesso e quindi i sistemi di sicurezza sono fondamentali. Sentiamo proprio questo appello lanciato dai sindacati e con questo appello io vi saluto e vi restituisco la linea. Purtroppo, come dire, si susseguono questi incidenti e per ora sembra, come dire, che non abbiano conseguenze mortali, però hanno un tratto distintivo con gli altri incidenti. C'è un incidente di gruppo e su questo, come dire, va aperta sicuramente una riflessione su quello che è il tema dell'organizzazione del lavoro. Tra l'altro, tra gli infortunati è presente anche il titolare dell'azienda, da quello che abbiamo capito, quindi il punto di riferimento è come è organizzato il lavoro, come vengono
date anche le procedure di sicurezza. In quel caso stiamo parlando di un lavoro in uno spazio confinato. Non meno di 20 giorni fa a Casteldaccia ci sono stati dei morti sempre in un luogo confinato, e vuol dire che non stiamo imparando nulla. Io mi chiedo, ma come hanno fatto i pompieri a scendere e a prelevarli senza rimanere dentro anche loro? Perché loro avevano le disposizioni di protezione individuali. Io mi rivolgo a operai, chi lavora, devono sempre pretendere le disposizioni di protezione individuali, altrimenti hanno la facoltà anche di rifiutare di fare delle mansioni che mettono a repentaglio la loro vita. Poi dopodiché, quando arriveranno le contestazioni disciplinari, saremo anche in grado di dimostrare che hanno ragione loro. Anche questo deve passare come messaggio. Ci spostiamo a Castelfranco. Sono state sanzionate delle attività e dei negozi di alimentari che non rispettavano le norme igieniche. A proposito di lavoro, addirittura è stato trovato del sangue rappreso nel cibo. Guardate. Partite di cibo scadute, anche da anni conservazione di alimenti e di carne prive di ogni rispetto alle norme igieniche, tra sporcizia e sangue rappreso. Sono solo alcuni degli esiti dei controlli eseguiti dalla Polizia Locale di Castelfranco Veneto che hanno riguardato bazar, macellerie e saloni di parrucchieri. Durante le ispezioni delle attività della zona di Borgo Pieve, Borgo Treviso e Borgo Padova, gli agenti della Polizia Locale, con l'ausilio del Servizio di Igiene Alimenti e dell'azienda sanitaria, hanno inoltre trovato in una macelleria carni esposte nel banco frigo prive di alcun riferimento, tipo di carne, provenienza e prezzo, e mescolate tra loro. Scovato anche nel magazzino di un bazar tra derrate alimentari mal conservate e sporcizia anche un dormitorio con veri e propri letti. Sanzionati esercizi che proponevano al pubblico prodotti di origine estera privi della regolare etichettatura ed indicazione del prezzo. Sempre nella stessa zona, sottoposti a controllo anche alcuni saloni di acconciatura gestiti da cittadini di origine straniera, dove sono state riscontrate carenze dal punto di vista igienico e inoltre in un'attività la gestione data a un prestanome residente a Catanzaro. Le attività sono state segnalate e i responsabili sanzionati. Controlli avvenuti anche dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. In Piazza Rinaldi la festa dell'Arma dei Carabinieri questa mattina. Per noi sul posto c'era il nostro Lucio Zanato, che ascoltiamo. Sì, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 da Piazza Rinaldi, dove è terminata da pochi minuti la cerimonia dell'Arma dei Carabinieri. Tante le notizie che sono state date nel corso di questa cerimonia, in particolare dal comandante provinciale dell'Arma, che ha puntato molto sulla situazione odierna per quanto riguarda la prevenzione del crimine, ma anche la tutela ambientale e la difesa delle fasce più deboli. Ma sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni e poi lì nello studio. Lei ha inaugurato un nuovo termine, il pattugliamento digitale. Senza dubbio, il pattugliamento della rete fa parte del sistema di controllo del territorio. L'Arma è da sempre attenta alle sue tradizioni, ma nel contempo consapevole che la modernità porta nuove dinamiche, anche spesso criminali, e è assolutamente necessario controllare nei limiti di quello che è consentito anche la rete per poter acquisire elementi che aiutano a creare un sistema di prevenzione e repressione del crimine più efficace, più adeguato e più aderente alle emergenze del momento. Poi lei ha puntato molto sull'attenzione ai giovani, fenomeni di devianza e di bullismo. Non c'è dubbio, è una lunga tradizione dell'Arma, tra l'altro negli ultimi anni il Comando Provinciale ha ricevuto tantissimi giovani carabinieri che ci consentono anche un'interazione più semplice con le nuove generazioni. Crediamo che i fenomeni di devianza sociale vadano anticipati, ci sentiamo portatori di un messaggio di cultura e legalità, lo facciamo nelle scuole, lo facciamo in tante circostanze, l'abbiamo fatto anche oggi con oltre 100 studenti presenti proprio per raccontare cosa siamo e qual è il valore della legalità che è a fondamento di qualsiasi libertà. Andiamo avanti, carenza di organico in questura, continuiamo a parlare ovviamente di forze dell'ordine dopo la notizia che saranno assegnati solo 3 poliziotti alla questura di Vicenza a fronte dei 22 che andranno in pensione. Oggi il volantinaggio dei sindacati della polizia davanti alla prefettura. Per noi Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina, Michele Dressadore del SAP nazionale e Silvano Filippi del SIULP nazionale. Li ascoltiamo.
Situazione della questura vicentina che preoccupa per la carenza degli agenti. Io sono davanti alla prefettura in un presidio organizzato dai due principali sindacati SAP e SIULP, sindacati di polizia, in compagnia di Michele Dressadore, direttore nazionale del SAP, e di Silvano Filippi del SIULP. Dunque, qual è la situazione e perché questo presidio? La situazione riguarda tutta la provincia di Vicenza, cioè ovviamente la polizia, quindi anche la stradale e il commissariato, la sottosezione istituendo la sottosezione di Bassano. C'è una carenza di organico che deriva dalla mancata sostituzione del personale che per limiti d'età raggiunge la pensione con nuove forze che sono necessarie per garantire al meglio il servizio a cui è preposta la Polizia di Stato. Ecco, voi che cosa chiedete, perché questo presidio? Attenzione alla, diciamo così, appunto al ripianamento dell'organico. Arrivano troppi pochi nuovi agenti rispetto a quelli che appunto cessano il servizio. Per poter mantenere in strada le autovetture 24 ore al giorno, che è un diritto che spetta ai cittadini, c'è bisogno di più risorse. Quindi parlando proprio ai cittadini, ci sono servizi a rischio? Ma noi ci siamo trovati che per tamponare all'ufficio passaporti qui a Vicenza siamo dovuti andare a prendere gente dalle volanti, quindi quello che ha subito un nocumento da tutto ciò è il controllo del territorio, però a forza di grattare il fondo del barile non è che si può continuare all'infinito, e quindi in questo momento la realtà vicentina nel suo complesso, come diceva il collega Michele, è di estrema difficoltà a garantire il minimo, perché il servizio che noi assicuriamo alla cittadinanza non è un qualcosa che si può fare opzionalmente, soprattutto perché in questo momento noi subiamo l'incedere di nuovi fenomeni, le bande giovanili, piuttosto che una difficoltà oggettiva a chiudere, diciamo, le porte che la microcriminalità si sta aprendo in città. Quindi c'è una crescita esponenziale di esigenze per le quali noi dovremmo essere chiamati a intervenire, che non riusciamo più a fronteggiare, perché siamo meno, ma molti meno di quelli che eravamo 20 anni fa, per cui 20 anni fa non c'erano le esigenze odierne, crescono le esigenze e diminuisce l'organico. È un paradosso, una contraddizione che non può essere sanata buttando polvere sotto il tappeto. Ecco, l'avete sentito, questo l'SOS dei sindacati di polizia. Io intanto ringrazio i nostri ospiti. Grazie alla nostra Luisa Bertini. Allora, avete visto il collegamento con Lucio Zanato da Treviso, Piazza Rinaldi, per la festa dell'Arma, poi con Luisa Bertini per parlare dei problemi legati alla sicurezza e delle poche dotazioni, insomma, di personale alla questura. Ora parliamo di sanità e lo facciamo con la nostra Edi Caliman, che si trova a Montebelluna davanti proprio all'ospedale. Il tema ovviamente è quello del decreto Schillaci. Il governo punta ad abbattere le liste d'attesa chiedendo l'aiuto ai privati, ma insomma pare che per ora per questo decreto non sia stato stanziato €1. Se non sbaglio, Edi, sei con la CGIL, buongiorno. Buongiorno Anna, hai detto bene, sono in compagnia di Marta Casarin, funzione pubblica della CGIL, per commentare questi provvedimenti approvati in Consiglio dei Ministri sulla sanità, sul cercare di migliorare e ridurre le liste d'attesa prevalentemente. Un commento da parte dei sindacati che dite questi provvedimenti non bastano. Beh, allora, innanzitutto è chiaro che è un provvedimento dichiarato d'urgenza che dà una serie di indicazioni, o meglio riprende già una serie di cose che già ci sono. È un provvedimento che ci lascia abbastanza con qualche punto interrogativo. In più, quello che c'è da dire è che questo provvedimento non determina e non dà indicazione di alcuna risorsa. Quindi, se è vero che nasce un provvedimento d'urgenza per abbattere le liste d'attesa, la nostra grande preoccupazione è che in mancanza di risorse finanziarie e quindi di copertura economica tutto questo pezzo si possa spostare presso le strutture private. Quindi questo è il grande dubbio che come organizzazione sindacale abbiamo. In più, questa promessa che ci viene fatta rispetto all'abbattimento dei tetti della spesa del personale per il 2025, anche questa senza copertura economica è una promessa che rischia di essere una cosiddetta promessa elettorale a 5 giorni dal voto delle elezioni. Quindi è chiaro che qualche preoccupazione noi ce l'abbiamo. È chiaro anche che la questione delle liste d'attesa è un problema annoso che
deve essere risolto, ma deve essere risolto con provvedimenti che diano risposte immediate ai cittadini e alle cittadine che oggi si trovano sempre spesso in una condizione di grande difficoltà. Alcuni di questi provvedimenti prevedono anche visite nei fine settimana e sono tutti provvedimenti che bene o male il Veneto già attuava, eppure il problema delle liste d'attesa e di queste prestazioni non eseguite resta. Beh sì, allora noi già in Veneto le prestazioni aggiuntive ce le abbiamo già da un tempo importante, avendo anche costituito un fondo che pare oltretutto non sia sufficiente per coprire tutte le richieste e quindi oggi andiamo a scrivere una cosa che già come regione in qualche modo già facevamo. Dall'altra parte c'è tutta la partita relativamente alla questione dei CUP e quindi dei centri unici di prenotazione, in cui si parla di CUP regionali. Noi in questo momento non abbiamo nemmeno un CUP provinciale, nel senso che ad oggi il CUP di Treviso, al netto che siamo in attesa di capire che cosa succederà, perché siamo in attesa di capire chi avrà vinto e chi vincerà la gara d'appalto per il CUP provinciale, ma in realtà al momento ancora non si parlano in maniera puntuale tra Treviso, Conegliano e Asolo, e quindi anche su questo insomma sono tutti provvedimenti che sarebbero potuti essere fatti anche prima e quindi non si capisce esattamente il punto dell'urgenza in una fase in cui l'urgenza è curare le persone. Facciamo poi anche un riferimento generale alla sanità italiana, al Veneto, perché ogni regione di fatto amministra la sanità più o meno in modo autonomo. Voi come sindacato che bisogni, soprattutto in Veneto e a Treviso, visto che ci troviamo in provincia, riscontrate dal personale medico e sanitario? Beh, allora noi è chiaro che insomma noi abbiamo oltretutto uno stato di agitazione aperto presso la Cittadella della Salute ormai da un tempo lungo, lo abbiamo sospeso perché c'è un tavolo in prefettura, però insomma l'annosa questione sia dal punto di vista organizzativo che del personale è un tema sul quale insomma al momento non ci sono risposte, quindi anche definire un decreto d'urgenza di questa portata senza pensare in maniera puntuale di quali saranno i professionisti che effettivamente daranno risposta ai cittadini è un provvedimento che insomma è assolutamente zoppo. Anche a Treviso la carenza di personale è endemica, insomma non è la prima volta che questa cosa viene detta e in qualche modo c'è stata pure certificata anche dalla direzione generale in sede di incontri avuti presso la prefettura. La nostra grande preoccupazione, ma anche rispetto agli studi che insomma anche il nostro ufficio studi ha fatto, è che tanta sanità anche trevigiana si stia spostando nelle strutture private, soprattutto per tutto quel pezzo della riabilitazione che banalmente oggi presso gli ospedali non viene più eseguita. Misure insufficienti dunque? Misure assolutamente insufficienti, quindi ci auguriamo e speriamo davvero che questo non sia uno spot elettorale, ma che il governo di fatto si metta nella condizione di dare le risorse affinché la sanità, come da sempre diciamo, ritorni ad essere il punto centrale dell'agenda politica di questo governo e anche di questa regione. Da Montebelluna, Anna, questa è la situazione, questo è il punto dei sindacati sui nuovi provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri con un disegno di legge, un decreto legge. Se non hai domande da Montebelluna ti restituirei la linea. Grazie alla nostra Erika Liman, arrivederci a Marta Casarin, da sempre riferimento per i temi sanitari per la Marca trevigiana. Vi possiamo già anticipare che tra qualche giorno ci sarà una conferenza stampa indetta proprio su questi temi da LUS 2 Marca trevigiana, probabilmente con la presenza della Regione, per chiarire un po' questi punti, no? Che cosa succederà con questo CUP a livello regionale, quali sono gli obiettivi del sistema sanitario del Veneto. Noi ora ci spostiamo però a Venezia, dove se non sbaglio c'è il nostro Filippo Fois. La ricordate? Lei di Pickpocket ha aiutato tanti avventori di Venezia contro i borseggiatori, ma pare ne sia rimasta vittima. Filippo, buongiorno. Buongiorno Anna, e Monica Poli è qui con noi esattamente nel luogo in cui meno di 24 ore fa erano le 17:30 di ieri pomeriggio. Noi siamo ai piedi del ponte di Calatrava, di fronte a noi si trova Piazzale Roma. Alle 17:30 ha subito un'aggressione da parte di 2 borseggiatrici, note peraltro qui a Venezia, ma ci racconta un po' lei che tra l'altro, ve lo diciamo subito, ha dovuto trascorrere la serata al pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia. Cosa è successo? Allora, mi stavo recando un evento e mi era stato segnalato proprio sopra il ponte di Calatrava da un passante che c'erano 2 borseggiatrici in azione. Io come sempre ho guardato, ho verificato e venendo giù dal ponte le ho trovate
e ho lanciato, come facciamo sempre, l'allarme. Il famoso attenzione pickpocket. Premetto che queste erano state prese nei 2 giorni precedenti, segnalate per un tentato furto. Erano state fermate già altri 2 giorni, questo era il 3° giorno consecutivo. Il 3° giorno che queste erano qui. Fermate dalle forze dell'ordine, ricordiamo. Sì, da parte delle forze dell'ordine, forze dell'ordine sappiamo benissimo, ci sono e ci mettono tutto il loro impegno finché dove possono arrivare, però poi queste persone ce le ritroviamo fuori a borseggiare turisti, persone anziane, persone con disabilità, e di ieri la notizia di un disabile che è stato borseggiato. Ecco, questa volta al 3° riconoscimento, per così dire, al 3° allerta, la reazione è stata violentissima. Sì, una di loro ha estratto dalla borsetta, come penso si possa vedere dal filmato, lo spray peperoncino, e l'ha passato. Io mi sono accorta proprio in ultima ed è riuscita a spruzzarmelo, diciamo, non negli occhi, ma in tutta la parte del viso. A quel punto io ho reagito perché anch'io ho il mio spray e ho spruzzato anch'io. Però sono partite anche le botte. Sì, praticamente mi sono attivata subito a chiamare il 112 e nel frattempo sono volate parole con loro e una di loro proprio mi è venuta incontro mettendomi le mani addosso sul collo. E lì in quel momento c'era anche parecchia gente che è venuta ad aiutarmi, c'era anche l'assessore. L'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. Esatto. Poi c'è stata una botta molto forte. Allora Monica Poli ha trascorso poi la serata all'ospedale dove sono state refertate tutte le ferite, non sono molto, per esempio qua vedete che si vede un segno, ma soprattutto non si può vedere alla telecamera, qua c'è un bel bernoccolo che è arrivato, che è arrivato con un colpo di cellulare. Sì, praticamente questa ladra in mezzo a tutte le persone, perché non hanno proprio ritegno di nessuno, ecco, è partita con, io pensavo addirittura un pugno, poi guardando dal filmato è partita proprio con il cellulare a tutta forza, dandomelo in pieno viso. A quel punto sono arrivate anche le forze dell'ordine. Certo, sono arrivate le forze dell'ordine, sono state accompagnate e poi vedremo se oggi ce li ritroviamo ancora qui, perché questo è il problema. Sta diventando sempre più rischioso fare questo mestiere e voi avete intenzione di continuare, voi cittadini non distratti? Beh, noi cittadini non distratti, allora oltre ad aver subito parecchie aggressioni, noi continueremo in questa, cioè noi vogliamo il cambio delle leggi, vogliamo la certezza della pena, anche perché c'è da dire una cosa, e se fosse capitato a una persona borseggiata, magari una persona anziana, avrebbero usato, io credo che avrebbero usato, visto che si portano dietro lo spray peperoncino, a questo punto lo avrebbero usato e quindi sta veramente diventando sempre più grave la situazione, bisogna intervenire al più presto. Ecco, ricordiamo 2 cose in chiusura di collegamento. La prima è che non si tratta, lo stiamo ripetendo parecchie volte, di piccola criminalità, di persone, diciamo piccoli criminali che agiscono da soli e che vivono di espedienti. Si tratta di organizzazioni ramificate a livello europeo con decine e decine di affiliati, una struttura piramidale che si spostano poi di città in città, non solo in Italia ma anche in Spagna per esempio. La seconda è quella su cui metteva l'accento Monica Poli, il fatto che queste 2 ragazze siano state fermate per 3 giorni consecutivi dalle forze dell'ordine, praticamente con le mani nella marmellata, e poi alla fine comunque evidentemente le leggi non sono così efficaci. No, assolutamente no, perché credo che anche per le forze dell'ordine che si adoperano per la sicurezza dei cittadini e dei turisti questo non sia gratificante. Trovarsi le stesse borseggiatrici libere il giorno dopo a dover di nuovo iniziare l'iter burocratico, cioè è veramente, io non ho parole perché... Certo. Allora in attesa di trovarle, facendo gli auguri una pronta guarigione a Monica Poli, noi da Venezia, da Piazzale Roma, restituiamo la linea allo studio a te Anna.
Grazie a Filippo e davvero complimenti a Monica perché non molla, l'abbiamo vista, l'abbiamo conosciuta ormai da diverso tempo e sta continuando a tenere la barra dritta per portare un messaggio forte di sicurezza anche a Venezia, dove sapete che imperversano ormai da diversi anni i borseggiatori, e come ci ha raccontato il nostro Filippo Fois non si tratta di gente improvvisata, ma si tratta di una catena ben oliata, a una struttura a livello piramidale dove probabilmente bisognerà andare a prendere il vertice per colpire anche la base. Vi diamo un'ultima notizia perché è uscita la data dei funerali di Giada Zanola, la ragazza, la donna di 33 anni uccisa a Vigonza, gettata dal cavalcavia dell'autostrada. Prima in un servizio vi abbiamo fatto sentire le parole della mamma e del papà del compagno accusato in carcere in questo momento per averla uccisa. I suoi funerali, l'ultimo saluto a Giada sarà dato domani alle 13:45 nella chiesa di San Silvestro a Folzano, che è un quartiere di Brescia. Dunque domani alle 13:45. Noi andiamo in pubblicità pochi minuti e poi torneremo con tanta cronaca e poi qui in studio con me due ospiti d'eccezione. Vi aspetto. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. La cronaca ci ha portato a raccontarvi della data dei funerali di Giada Zanola, che sono stati fissati per domani alle 13:45, ci ha portato poi in Piazza Rinaldi, siamo a Treviso per la festa dei Carabinieri e ancora a Vicenza con i sindacati di polizia per chiedere più risorse alle forze dell'ordine. Ora invece ci spostiamo a Premariacco, dove si è verificata la tragedia del Natisone. Sono ormai diversi giorni che ce ne occupiamo, una tragedia davvero che ha coinvolto un paese intero. Rimarrà davvero indelebile nella mente di tanti l'immagine dell'abbraccio dei tre ragazzi che si sono stretti l'uno accanto all'altra prima di essere travolti dalla piena del Natisone. Ieri è stata aperta la camera ardente, il corpo di Christian, il terzo, ancora non è stato trovato, dunque continuano le ricerche. Vi facciamo ascoltare le parole che ha detto la mamma di Patrizia ai nostri microfoni. Solo dolore, che non ho la forza di vedere che ha lottato per la sua vita e vedere morta in diretta, che tutti l'hanno filmato e nessuno l'ha salvata, nessuno ha salvato nessuno di loro. È morta in diretta e nessuno l'ha salvata. Sono queste le parole forti della mamma di Patrizia, la ragazza di 20 anni che ha perso la vita venerdì 31 maggio travolta insieme a Bianca e Christian dalla piena del Natisone, arrivata all'improvviso. Non ha avuto il coraggio di vedere i video, però si chiede se sia stato fatto il massimo per salvare quei ragazzi. A queste domande piano piano le indagini proveranno a dare una risposta. Nel frattempo resta solo il ricordo di una ragazza di 20 anni che amava la vita, sorrideva e sognava di fare l'architetto. Resta anche però la speranza che queste morti non siano state vane. Volevo non giustizia, ormai a me non mi fa né caldo né freddo. L'unica cosa che io preferirei che i nostri bambini non sono morti invano, che magari cambiano un po' le leggi, che sono più pronti a salvare. L'unica cosa, solo quello, che magari più pronti, quando vedi che è in pericolo non aspetti approvazione, non aspetti niente, ti vai a salvare le tre vite. Che non succeda più. Quello che non succeda più, una cosa del genere. Dei soccorsi cosa posso dire? Secondo me si poteva salvare? Secondo me sì, ma lei si poteva salvare anche da sola, perché mia figlia l'ho portata anche a imparare a nuotare, perché ho detto sempre: se vi trovate in una piscina, al mare, devi sempre sapere tirarti a galla. Sapeva nuotare? Lei sapeva nuotare, ma la figlia ha aspettato Bianca che non sapeva nuotare. Sì, che non sapeva nuotare, la sua amica. Allora lei aveva un cuore grande per tutti, allora lei non poteva. Secondo me si poteva fare di più, adesso non troppo presto per dire. Non ho guardato i video perché non ho avuto il coraggio. Io prima foto che ho visto è quella dove sono loro tre abbracciati, il resto non ho più guardato, che ho visto mia figlia che tenevano le altre due. Il resto non ho guardato per dire si poteva o no, ma ho visto la foto sui sassi quando era tutto asciutto, che lei con il telefonino in mano, che secondo me è lì che lei ha chiamato, ha capito il pericolo. Forse si poteva, forse era il destino, non so cosa,
cosa credere, io voglio solo ringraziare chi l'ha cercata, ringrazio Dio che me l'hanno trovata, che almeno posso piangere sulla sua bara e spero che ci dà la forza di sopravvivere per l'altra piccola. Patrizia e Bianca nella camera ardente sono vestite da sposa come vuole la tradizione ortodossa per prepararle al loro ultimo viaggio verso il cielo e intanto torneranno a casa loro. In Romania resta il ricordo di 2 vite spezzate troppo presto e mamma Micaela si terrà almeno il ricordo della sua Patrizia nella speranza di trovare la forza per andare avanti e crescere anche l'altra figlia più piccola. Bravissima figlia. Siamo stati orgogliosi di lei era la nostra gioia, il nostro tutto. Lei andava a lavorare, andava a studiare, andava a divertirsi, sapeva dire mamma ti amo. Ogni giorno che mi mandava i messaggi su WhatsApp, mamma ti amo, ti voglio bene, mamma. Cosa posso dire? Ho perso la mia figlia e non me la porterà nessuno, perciò io me lo ricorderò così come era la mia Patrizia. Com'era Patrizia? Una gioia e un angelo. Un'indagine per omicidio colposo, al centro dell'indagine la tempestività dei soccorsi. La Procura di Udine ha aperto un'indagine per omicidio colposo verso ignoti. Questo è quanto annunciato al comando dei Carabinieri di Udine dal procuratore Massimo Lia, che ha nel suo preambolo chiarito 2 punti, ovvero come questo sia un atto che nasce da solo, dovuto, anche doveroso, senza richieste esterne, per chiarire come siano andate le cose e se fosse stato possibile fare qualcosa di più o farla meglio. E poi che non si può ancora entrare nel merito perché siamo alle fasi iniziali, embrionali dell'indagine, sulle quali vige anche il segreto professionale. Con il coordinamento continuo del ministro Musumeci, la Procura di Udine è partita dai tabulati telefonici per risalire a cosa è successo intorno alle 13:30 di quel maledetto venerdì 31 maggio. Per ora, lo ripetiamo, si cerca soltanto se c'è stato qualche comportamento omissivo e non si vuole cercare colpevoli, ma semplicemente rendere verità e giustizia alle famiglie, che per ora restano però soltanto strette nel loro dolore. Reso noto anche l'esito delle autopsie che indicano una morte dovuta ad asfissia da annegamento e traumatismi vari. Il fascicolo non è più un fascicolo di tipo informativo, quindi un atti relativi senza ipotesi di reato e senza indagati, ma si è ritenuto, per svolgere tutti gli accertamenti del caso, di ipotizzare ovviamente il reato di omicidio colposo. Non entrare nel merito significa anche non poter rispondere delle primissime operazioni messe in campo e soprattutto della scelta, giusta o meno, di far partire l'elisoccorso con l'elicottero Drago dall'aeroporto di Venezia a 120 km di distanza e non quello di stanza a Campoformido a 8 km dal luogo del misfatto, che non a caso è partito dopo il Drago e che è anche arrivato prima. Esiste la tragica fatalità, parole di Massimo Lia, e questo è assolutamente vero. Quello che è emerso dalla conferenza stampa del procuratore, preso d'assedio dalle domande dei cronisti, è che la prima telefonata è stata di Patrizia Cormos, che alle 13:29 ha contattato per la prima volta il numero unico di emergenza 112 per lanciare l'allarme. Grossolanamente, ha detto Lia, la situazione del Natisone è degenerata nel giro di 30 minuti, mentre da quella chiamata sono stati circa 25 minuti che la prima squadra di soccorso ci ha messo ad arrivare sul ponte romano. Le telefonate partite dal cellulare di Patrizia, quello poi ritrovato sabato nel Natisone, sono state 4, di cui l'ultima senza risposta. Anche qui non si capisce se perché non ricevuta o per problemi di linea. Allo Stato ci risultano 4 telefonate dalla ragazza, di cui una persa senza nessun contatto. Allo Stato ci risulta con certezza una chiamata da parte di un privato al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Si parlava di tante telefonate anche dei passanti preoccupati e invece solo una è arrivata al 112 da parte dei cittadini non coinvolti. Il resto è storia, l'abbraccio, i ragazzi che non riescono a venire messi in salvo prima del ritrovamento delle salme di Patrizia e Bianca. Ciò che emerge è che allo stato attuale non ci sono elementi specifici che indichino un ritardo nei soccorsi, ma siamo alle fasi iniziali delle indagini e ulteriori aggiornamenti verranno diramati dalle forze dell'ordine, che si sono dette anche pronte a intervenire sul meccanismo dei divieti e della cartellonistica. Insomma, verrà fatto tutto il possibile per accertare la verità di quanto accaduto senza mai mettere in dubbio l'impagabile sforzo fatto dai Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile, Croce Rossa e tutti coloro che stanno partecipando tuttora alle ricerche.
I cittadini segnalano al sindaco persone sospette nell'hotel abbandonato e i carabinieri organizzano un blitz. Ora ci spostiamo e siamo nel Padovano all'hotel Berta. Guardate. Blitz dei carabinieri nell'hotel Berta di Montegrotto Terme, una struttura ormai abbandonata da alcuni anni. I militari, supportati dai carabinieri cinofili del nucleo di Torreglia e dalla polizia locale, hanno controllato tutto l'edificio. All'interno della struttura, accampati in alcune stanze, hanno sorpreso 7 cittadini extracomunitari, 3 tunisini e 4 marocchini che erano entrati abusivamente. I 7 dovranno rispondere alla procura del reato di invasione di terreni o edifici, mentre uno, l'unico irregolare sul territorio nazionale, peraltro già espulso, è indagato anche per essere rimasto in Italia. Un blitz concordato tra forze dell'ordine e amministrazione che ha raccolto le lamentele dei cittadini. Amministrazione che lancia un appello infatti ai residenti perché segnalino sempre la presenza di persone sospette all'interno degli hotel dismessi. Le segnalazioni sui social invece rischiano di rendere inutili gli interventi delle forze dell'ordine. Inoltre è forte la collaborazione tra amministrazione e proprietari degli hotel che spesso sigillano gli ingressi, anche se questo non basta a tenere gli sbandati fuori dalle strutture. Allora, siamo alla politica. È mancato ieri Giampaolo Dozzo, colto da un malore nel giardino della sua abitazione. Viveva a Quinto, era stato sottosegretario, commissario sia in Veneto che in Friuli. Ha seguito e guidato la Lega nei momenti più difficili. Facciamo il punto sulla dinamica della sua morte e poi ascoltiamo ovviamente i tanti amici e colleghi che ieri lo hanno ricordato. Era chiamata sua moglie, se era sentito mai. Era chiamata sua moglie e dopo ha fatto un massaggio in casa mia moglie, nella di corsa. Ha fatto un po' di massaggio, è arrivata un cuore e dopo non era più battuto. Il cuore di Giampaolo Dozzo, militante storico e fondatore della Lega Veneta, ha smesso di battere alle 11 di mattina nel giardino della sua abitazione, dove si trovava sopra ad una scala per tagliare la sua siepe, poi il malore. La moglie Isabella corre a cercare aiuto, chiama i vicini. È la moglie di quest'uomo a precipitarsi per praticare il massaggio cardiaco, il quale riparte e poi si ferma. Nel frattempo arriva l'ambulanza. I sanitari del 118 cercano di rianimarlo, ma per Dozzo non c'è più nulla da fare. Aveva 69 anni, da tempo soffriva di cuore, 15 anni fa il primo infarto. Questa mattina in casa c'erano tutti, la moglie, il figlio e i nipoti. Papà era una persona riservata, così il figlio ci chiede di allontanarci. Una notizia che in pochi minuti si sparge tra i vicini e arriva alla vicina trattoria Il Cavallino. Questa è una notizia abbastanza incredibile, nel senso che io ho sempre visto lui molto attivo, usciva sempre di casa, faceva anche la sua corsetta. E è sempre molto gentile, dando del lei, contento quando vedeva i bambini, anche sua moglie ogni tanto ci ha invitato in casa per farci vedere il bel giardino che hanno sul Sile. Giampaolo Dozzo era un leghista della prima ora, aveva lavorato prima al mobilificio d'Alzilio di San Cassiano di Quinto e poi per il Favero di Montebelluna, una lunga carriera nel movimento iniziata da consigliere comunale a Quinto, dalla Marca a Roma, Montecitorio, dove è deputato, poi sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali nel governo Berlusconi. La sua Lega sarà l'unica a votare contro il governo tecnico di Monti nel 2011. L'unico partito come sempre che ha detto no, siamo noi della Lega. Eccolo alla festa della Lega, era il 7 settembre 2012, qui dopo le dimissioni di Monti. Noi siamo stati all'opposizione per un anno, abbiamo fatto le nostre proposte, però questa è una buona notizia per tutti i cittadini. Le dimissioni del Presidente Monti è una buona notizia per tutti i cittadini, una buona notizia appunto per Natale. Capogruppo della Lega in Parlamento e commissario per la gestione della Lega Veneta durante la fase delle elezioni regionali. La sua corsa parte al fianco di Umberto Bossi. La delusione dopo anni di militanza con la Lega guida Matteo Salvini, che lo spinse a non rinnovare più quella tessera datata 1983. L'epigrafe, eccola qui, la potete vedere. I funerali di Giampaolo Dozzo sono stati fissati per venerdì alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Quinto, comune appunto dove lui risiedeva. Sono attese tantissime persone per dare a Giampaolo l'ultimo saluto, tra cui è praticamente certa la presenza del ministro Giorgetti.
Ascoltiamo ora che cosa ha detto il segretario provinciale della Lega Dimitri Coin, che abbiamo raggiunto ed intervistato perché esprimesse il proprio ricordo su Giampaolo Dozzo. Lui è stato un elemento fondamentale per la Lega Veneta, uno dei primi militanti della provincia di Treviso, uno che assieme a Giampaolo Gobbo ha di fatto costruito la Lega Veneta e ha reso la provincia di Treviso la provincia più leghista d'Italia. Giampaolo è stato una persona straordinaria sia dal punto di vista politico per il grandissimo spessore che in tutti questi anni ha dimostrato e soprattutto anche dal punto di vista umano. Lui era un uomo di un'integrità assoluta e l'integrità morale per lui era un elemento assolutamente importante. Infatti tutti noi che lo conoscevamo bene possiamo condividere l'aspetto della sua grande anche rigidità che aveva prima di tutto con se stesso e che poi trasmetteva anche agli altri. Tante le persone, tanti i politici del Carroccio che Dozzo ha cresciuto politicamente, tra questi anche Giuseppe Basso, che abbiamo intervistato, come tanti altri. Mi si avvicina, mi appoggia la mano sulla spalla e mi fa: Beppi, ho saputo che ti hanno nominato assessore, mi raccomando, comportate bene perché Treviso è importante per gli altri. È Beppi Basso il primo a venire a sapere della morte di Giampaolo Dozzo, ricorda l'amico con commozione, una guida fondamentale per chi come lui ha mosso i primi passi nel Carroccio. Appena entrato in Lega, ero giovane allora e lui era già un veterano, era uno che dava consigli utili a noi giovani e poi era sempre presente, ma mai prevaricando le singole persone. Era critico, racconta, della Lega dei Salvini, ma mai polemico. È stato lui questa mattina ad avvisare gli altri: Giancarlo Gentilini, Giampaolo Gobbo, Dimitri Coin, Gianangelo Boff. Per noi giovani della Lega parlare con Giampaolo Dozzo era come parlare con un cardinale e lui invece venne a parlarmi come un normalissimo militante e molte delle cose che conferimmo assieme quel giorno le porto ancora come un bellissimo ricordo di Giampaolo, una persona silenziosa, una persona che è sempre lontana dalle polemiche, ma che comunque era un grande del nostro movimento. È stato un vero pilastro della storia della Lega Veneta prima e della Lega poi, così Luca Zaia, che lo ricorda come referente della sezione a Godega di Sant'Urbano. Con lui perdo un amico, scrive, un signore, un galantuomo con la schiena dritta. Di uomo dal grande equilibrio parla l'ex sindaco ed ex segretario nazionale Giampaolo Gobbo. Tantissimi anni di lavoro fatto assieme per il movimento e per la politica e i cittadini. Una persona stimabilissima, una persona di grande equilibrio e quindi un vero amico e un vero collaboratore. Ancora incredulo è il sindaco Mario Conte, erano insieme sabato a tifare la Benetton Rugby allo stadio. Una colonna portante del nostro partito, una persona che ha dato tanto e ha insegnato tanto e soprattutto è sempre stato un esempio di buona politica, di buon amministratore e una persona assolutamente leale e per bene. Non ci sono parole, ma solo un grande dolore per tutto quello che ha rappresentato nella mia vita, è il pensiero di Giuseppe Paolin. Ho avuto il piacere di conoscerlo quando ero ancora ventenne, scrive invece il segretario della Lega Veneta Alberto Stefani. In un momento delicato per il partito si è preso cura di noi giovani, ricorda, mancherà moltissimo. Sui social lo ricorda anche il segretario nazionale oggi, Matteo Salvini, che scrive: mi stringo accanto ai familiari e agli amici di Giampaolo Dozzo, un grande combattente per il suo Veneto, per la Lega e per la libertà. Ancora la politica. 4 giugno 2014, ieri erano 10 anni dallo scandalo del Mose che ha travolto il Veneto e Venezia. Oggi, come allora, l'ex governatore Galan si pone le stesse domande. Mi sono sentito travolto da un ciclone che non mi sarei mai aspettato, su di me sono state dette le cose più false, più infami, c'è addirittura nell'eccezionale lavoro della Guardia di Finanza una barca che non sapevo di possedere. Così si sfogava Giancarlo Galan ai nostri microfoni dopo circa un mese dallo scoppio dello scandalo Mose. Era il 4 giugno 2014, quella mattina il Veneto e la città di Venezia si svegliarono travolti da un uragano. Uno dei più grossi casi di corruzione politica emerso
emerso in Italia. 35 arresti, tra cui l'ex governatore veneto Galan, all'epoca ministro, l'ex assessore regionale Chisso, l'ex sindaco di Venezia Orsoni. E poi magistrati alle acque, imprenditori, funzionari pubblici e l'ex finanziere Spaziante. Sono trascorsi 10 anni e Galan, che nell'ottobre 2014 patteggiò 2 anni e 10 mesi di reclusione con la confisca di 2.600.000 euro, si fa le stesse domande di allora. Perché sono stato l'unico a pagare? Proprio come si chiedeva al tempo. Ci sono 3 che sono malfattori riconosciuti, hanno fatto decine di milioni di fatture false, si sono fatti la casa negli Stati Uniti e in California sulla costa del Pacifico con i soldi del Consorzio Venezia Nuova. Ci sono questi che accusano. Ci sono questi 3 che mi accusano. Mi sono sentito avvilito, tramortito, abbattuto, psicologicamente distrutto nei primi tempi. Oggi sono soprattutto incazzato, ferocemente incazzato, perché sento di subire un'ingiustizia che non è solo quella mediatica, è quella che si sta realizzando in Parlamento, in ogni luogo. Galan ha sempre detto di avere una sua teoria sul perché il sistema Mose sia finito sotto inchiesta. È successo quando Bait decise di aggiudicarsi appalti a Milano, invadendo il territorio di Impregilo, che anni prima aveva ceduto per poco a Mantovani la sua quota del Consorzio Venezia Nuova. Secondo me, ha dichiarato alla stampa, è stato vissuto come una violazione di un patto. Ed ora ci spostiamo a Bassano del Grappa, quartiere San Lazzaro. Per noi c'è Vanessa Vanzato. Dopo il maltempo, un importante accordo tra consorzi di bonifica. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Anna, alle persone che ci stanno seguendo da casa. Oggi è una giornata importante per 2 motivi. Intanto perché proprio oggi cade la giornata mondiale per l'ambiente, di conseguenza tutela massima per il nostro ambiente. La seconda perché è stato firmato questo accordo tra 3 consorzi di bonifica del Veneto, della regione Veneto e il Marocco. Un accordo che prevede tutto un lavoro di scambio di idee e progetti per la tutela assoluta non soltanto del territorio ma anche dell'acqua, tra bonifiche e quant'altro. Parlando di bonifiche, come c'è proprio il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, Enzo Sonza. Presidente, mai come in questo periodo c'è bisogno di parlare di bonifiche di un territorio che è stato letteralmente messo in ginocchio dal clima, dai temporali, dall'acqua dei giorni scorsi. Sì, abbiamo visto cosa è successo ultimamente. Il 2022 è una siccità estrema, questi primi mesi dell'anno, pioggia continua, intensa, che ha messo in crisi tutto il territorio, ha messo in crisi non solo i fiumi più grandi che sono di competenza del Genio Civile, ma anche i torrenti, i canali del Consorzio, e in qualche posto ha tracimato e ha provocato dei grossi danni. Per fortuna la Regione Veneto, insieme al Genio Civile e ai consorzi, stanno intervenendo con diverse infrastrutture. Parlo delle casse di espansione, parlo dei canali scolmatori ruine-rovere, che hanno permesso di venire fuori da una situazione abbastanza bene, devo dire sommatamente, vedendo quello che succede in giro per l'Italia, vedendo quello che è successo anche nelle regioni contermini, che hanno avuto grosse difficoltà proprio perché si sono dimenticati di fare le manutenzioni che normalmente si fanno nei canali e nei fiumi. Noi siamo riusciti abbastanza bene, certo non è finita qui perché siamo sempre in corsa, abbiamo sempre dei progetti per migliorare la situazione e speriamo nel prossimo futuro di riuscire a metterli in campo. Ecco, con questo accordo col Marocco che cosa si vuole ottenere? Col Marocco stiamo cercando soprattutto di avere risoluzioni per quanto riguarda la siccità. Loro sono interessati più dalla siccità che del clima proprio inteso come piovosità. E loro stanno portando avanti un discorso di costruzione di dighe, ne stanno inaugurando una all'anno. Hanno in previsione di arrivare al 2030 con la costruzione di 40 dighe per riuscire a superare la siccità di 4 anni. Noi su questo campo siamo fermi. Perché dice questo? Siamo fermi al dopoguerra perché dopo il dopoguerra quindi non è stato più costruito alcunché, non sono più stati realizzati i bacini proprio perché forse non abbiamo mai avuto il sentore di rimanere senza acqua.
e negli ultimi anni sta succedendo proprio questo, che si sta passando da un sistema dove acqua ce n'è troppa a dei periodi lunghi ed estesi dove c'è la siccità e quindi non abbiamo le strutture per far fronte a questi cambiamenti climatici che devono essere superati facendo infrastrutture proprio per trattenere l'acqua quando ce n'è troppa, no? Ma averla a disposizione quando non ce n'è. Ecco, lei ha detto fuori dal microfono, noi abbiamo le competenze, abbiamo le conoscenze, abbiamo i progetti, abbiamo tutto, ma la burocrazia frena terribilmente. Esatto, la differenza che notiamo tra noi e Marocco, sembra il Marocco di parlare di un paese che è un po' non certo da prendere come esempio, eppure ci hanno molto da insegnare sotto proprio questo aspetto. Loro vedono il problema, trovano le soluzioni, spesso le copiano da noi italiani, però vanno a casa e le realizzano. Quello che non riusciamo a fare noi, perché c'è il comitato, c'è il partito del no, basta non fare perché c'è un danno ipotetico da subire e quindi non si va da nessuna parte. Questo è il problema che noi scontiamo come consorzio e come associazione ANBI dei consorzi di bonifica, proprio nel fare le opere, proprio perché c'è questo partito del no, del non fare, del non... Ecco, uno su tutti, a me viene in mente, parlando proprio anche della necessità di conglobare l'acqua in un punto preciso, lei ha accennato all'importanza dei bacini di laminazione che sono stati fondamentali nei periodi di pioggia abbondante, la diga del Vanoi, se ne parla da decenni. La diga del Vanoi se ne parla dal 66, dalle alluvioni, proprio come esempio per mettere in sicurezza la città di Padova. Poi è stata anche pensata come un bacino per quanto riguarda non solo l'eliminazione delle piene, ma per superare i momenti di siccità e quindi anche ultimamente anche per l'uso potabile, perché basti pensare che il nostro territorio dà acqua oltre metà Veneto e quindi avrebbe una triplice funzione di utilizzo, una quadruple, perché se pensiamo che l'energia elettrica sono 4 funzioni. Però la problematica è che c'è sempre, come ho detto prima, il partito del no, il comitato, l'avvocato e la burocrazia che impedisce di andare avanti su una progettazione che stiamo anche portando a termine. A breve avremo anche i dati di cosa si può fare, però lo scoglio principale sarà quello di mettere assieme tutti gli stakeholders per trovare una soluzione. Certo. Insomma, hai sentito Anna, c'è questo accordo concreto tra Veneto e Marocco per cercare di tutelare al massimo il nostro ambiente. In realtà però l'appello forte che viene lanciato anche dal presidente del consorzio di bonifica Brenta Sonza è rivolto proprio alle istituzioni e alla politica, perché davvero si metta da parte, si vada a snellire questa burocrazia che se no rischia di mettere in ginocchio il nostro territorio, il nostro ambiente. Da Bassano del Grappa, Anna, è tutto, ti ricevo la linea. Grazie alla nostra Vanessa Banzatto, importante tema, poi avete sentito insomma anche la giornata dedicata all'ambiente, ambiente che deve essere salvaguardato così come la sicurezza di chi lo abita. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi abbiamo qui con noi Alternativa Ambiente proprio per restare in tema, ma in questo caso ci racconteranno quali opportunità di lavoro hanno messo in piedi nel carcere Santa Buona di Treviso, far lavorare i detenuti, dare loro la possibilità di un riscatto attraverso la dignità del lavoro. A tra poco. Appuntamenti con studiosi e storici dell'arte di caratura internazionale, 8 concerti diffusi, itinerari, laboratori didattici, teatri di cittadinanza, una pregevole mostra dossier. Tutto nel nome del più illustre concittadino di Pieve di Cadore, terra di Tiziano Vecellio, cui è intitolata l'estate di eventi oramai alle porte. L'estate tizianesca incomincia ad essere conosciuta ovunque. Abbiamo questo potere di attraenza e quindi forniamo anche l'occasione di conoscere le Dolomiti. Arte, paesaggio e tradizione per una montagna viva e attraente. Motore dell'estate tizianesca è la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore con la vulcanica presidente Maria Giovanna Coletti e un comitato scientifico internazionale. Si parte il 6 giugno al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto con lo storico dell'arte Gabriele Matino, che racconterà gli interventi conservativi più significativi delle opere di Tiziano sostenuti dall'organizzazione no profit americana Save Venice, e poi gli incontri con gli studiosi della Pala di Francesco
Francesco Vecellio a Vinigo o sulla rivisitazione ottocentesca di Tiziano, la scoperta del meraviglioso castello di Lusa a Feltre, i concerti organizzati da Dolomiti Sinfonia e una mostra nella casa natale di Tiziano a Pieve di Cadore con la collaborazione della magnifica comunità di due importanti opere grafiche di Rubens e Fontana, quest'ultima tratta dalla tela La battaglia del Cadore, realizzata dal Tiziano per la Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale nel 1513 e distrutta nell'incendio del 1577. La consapevolezza, il fil rouge degli eventi. Perché nei momenti di grande cambiamento la consapevolezza mi fa trovare la strada giusta. È un grande arricchimento per tutto il territorio, inutile dire che la maggior parte degli eventi si svolge proprio a Pieve, che diventa in qualche modo un po' una capitale della cultura in Cadore durante l'estate. Estate tizianesca, avete visto quali sono le opportunità tra Cadore, Dolomiti, Vittorio Veneto, sono ovviamente tantissime, ma oggi vi vogliamo raccontare di un'altra opportunità, un'opportunità che viene data a chi si trova in carcere, a chi sta scontando un periodo di detenzione e che avrà appunto la possibilità di imparare un mestiere, di poter lavorare con le proprie mani, tenere occupata la testa e, come dire, ritrovare forse anche quella parte del lavoro che può dargli una dignità personale, che è così importante per le persone, soprattutto persone che devono provare a ricominciare la loro vita. Chi aiuta questi ragazzi, chi entra in carcere, dentro e fuori dal carcere, la cooperativa Alternativa Ambiente, 30 anni di vita. Qui con noi abbiamo il presidente, che ringrazio per averci raggiunto in studio, che è Marco Toffoli. Marco, buongiorno. Grazie per essere con noi. Invece responsabile del polo occupazionale è Alberto Benedetti. Buongiorno Alberto. Allora, in realtà qui ci sono anche delle chitarre con noi, ma ve le facciamo vedere dopo, una cosa alla volta. Partirei da te Marco, perché Alternativa Ambiente lavora, come appunto si diceva, da 30 anni. Nello specifico noi oggi vogliamo raccontare di un progetto molto particolare che nasce dall'esigenza di dare la possibilità a ragazzi ed adulti che si trovano all'interno del carcere di come dire, creare un prodotto finito dall'inizio alla fine. Non si tratta appunto di lavorare per conto terzi, ma davvero creare una loro creatura e tra l'altro poi metterla anche in vendita. Quindi tutto il processo, insomma, della creazione, un vero e proprio lavoro di artigianato. Sì, la storia di questo progetto nasce da molto lontano, perché Alternativa è all'interno del carcere e anche fuori del carcere ormai da 30 anni, da più di 30 anni, perché se vogliamo essere precisi erano gli anni 90 in cui abbiamo riagganciato i rapporti con il carcere e siamo ripartiti con i progetti di inserimento lavorativo all'esterno. Siamo partiti un po' dal semplice, quindi con l'attività agricola, con gli assemblaggi. Dopo, all'inizio del 2000, siamo entrati all'interno del polo occupazionale, all'interno del carcere. Perdonami Marco, perché noi stiamo guardando delle immagini, sono le immagini dell'inaugurazione del Magasin, che è datata 1° di giugno. Allora, sì. Aspettiamo un attimo a mandare in onda queste immagini, perché poi all'inaugurazione ci arriviamo. Allora, sì, fermiamo un attimo le immagini, raccontaci come siete nati e per poi arrivare proprio a questa grande festa. Sì, l'esperienza riparte nel 2006 all'interno del polo occupazionale e l'obiettivo chiaramente è quello di creare delle condizioni lavorative per i detenuti, occuparli, ma non semplicemente con un lavoro che li aiuti a passare il tempo, creare anche delle professionalità per quanto è possibile, considerando che le persone con cui lavoriamo hanno capacità diverse, hanno situazioni diverse e quindi è un po' un vestito che va costruito su misura. Per questo motivo abbiamo cominciato a mettere in piedi tutta una serie di attività, siamo partiti con i mobili, poi siamo passati alle arnie, poi abbiamo fatto un salto allargandoci ad altre attività un po' più specializzate, quindi la digitalizzazione dei documenti, sempre attività comunque di assemblaggio, perché consentono anche a chi non ha particolari competenze di essere impegnato,
e di portarsi a casa una busta paga a fine mese, dall'altra parte assemblaggi anche molto tecnici di un certo livello, che quindi consentivano al detenuto di acquisire una professionalità spendibile dopo anche all'esterno una volta uscito dal carcere. L'ultimo progetto in ordine di tempo si chiama Claustrofobico, sì, e ci va a raccontare perché voi avete portato, adesso con questa inquadratura totale le vedete, 2 chitarre elettriche. Sì, Claustrofobico è nato un po' per caso, nel senso che ci siamo trovati in una situazione di difficoltà, nel senso che abbiamo perso una commessa importante e dovevamo lasciare a casa 10 detenuti, il che non è proprio il massimo, e quindi ci siamo industriati, abbiamo pensato a un progetto che ci consentisse di ripartire con una nuova attività e dall'altra parte di costruire qualcosa di nostro da immettere sul mercato. Questo per uscire un po' dal meccanismo del lavoro conto terzi, che è soggetto appunto al rischio di chiusura contratto, di perdita della commessa. Qui invece... Perché voi siete sul mercato come tutti, insomma, no? Siamo sul mercato come qualsiasi altra realtà, quindi non è che facciano degli sconti alla realtà come la nostra. Il mercato prevede degli standard e noi stiamo dentro questi standard. Allora chiedo ad Alberto, no? Allora, l'idea delle chitarre che tra l'altro, se non sbaglio, arrivano come pezzi di legno e vengono davvero lavorate in tutto e per tutto, ma che risposta avete avuto da questi detenuti quando avete proposto loro questa nuova scommessa, questa nuova sfida? Come hanno risposto? Soddisfacente, nel senso che è partito tutto un po' per caso, appunto come diceva il Presidente. Siamo partiti portando dentro una vecchia chitarra che avevo io a casa, un po' come, diciamo, tavolozza sul quale poter iniziare a sperimentare e a conoscere lo strumento in sé, perché molti ragazzi poi non avevano neanche la percezione, ecco, di come potesse essere fatta una chitarra. Ci siamo dati un po' di mesi per conoscere lo strumento e devo dire anche per conoscerci in una nuova veste, nel senso che siamo passati appunto da essere esecutori conto terzi a diventare una sorta di imprenditori di noi stessi. Piano piano abbiamo capito come funzionava la chitarra, abbiamo iniziato ad acquistare appunto questi corpi già pretagliati e i manici, e abbiamo iniziato a fare tutta la lavorazione che ci va sul legno, quindi il fondo, il colore, la finitura, tutto a nitrocellulosa. Montiamo tutti i pick-up, le meccaniche, e facciamo tutte le regolazioni che bisogna fare perché la chitarra possa essere suonabile, accordata e intonata. E la cosa che ci piace particolarmente di questo progetto è che la chitarra e comunque lo strumento musicale riesce a racchiudere in sé sia un aspetto tecnico-scientifico che uno artistico, per cui... Ce la fai vedere, Alberto? Tiri sulla chitarra. Allora, tra l'altro la cosa interessante, no? Io penso, intanto magari mentre iniziamo a farla vedere questa chitarra, Marco, ti chiedo questa cosa qui. Arrivare ai detenuti attraverso la musica forse è un vettore ancora più... La musica è universale. Poi, insomma, stiamo parlando anche di chitarre elettriche. La musica è colonna sonora della vita di tanti e attraverso la musica insegniamo a questi ragazzi anche ad emozionarsi, no? Perché anche emozionarsi è importante. Forse anche questo è una scelta intelligente che avete fatto come Alternativa Ambiente, arrivare ai ragazzi con la musica. Sì, Alberto, ci suoni qualcosa? No? Abbiamo messo insieme l'arte con il lavoro, questo è un po' il connubio. E abbiamo avuto un bel ritorno quando siamo stati nelle settimane scorse al Guitar Show di Padova, perché siamo riusciti nel partecipare a questo evento dal quale abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, siamo riusciti a portare anche un detenuto in permesso premiale che ha avuto modo quindi di mettersi a confronto con quello che è il mondo, con quello che è il mercato, ma soprattutto informazioni anche tecniche con operatori del settore,
con una grande soddisfazione da parte sua, perché è stata veramente un'esperienza molto positiva. È un po' una ricetta per il riscatto, no? Questa, di poter assaggiare il mondo, la vita quotidiana, il mondo del lavoro, il mondo delle relazioni, perché insomma un festival come questo è un festival in cui si incontrano tantissime persone. Intanto, prima di ascoltarti un attimo, volevo che alzassi un po' in favore di telecamera, perché davvero si tratta di un pezzo cioè pregiato, insomma, sì. Qui non è un lavoretto questo, no. Marco, è un lavoro, ce lo descrivi un attimo, Alberto? Sì. Appunto noi compriamo questi legni che sono già pretagliati, per cui corpo e manico arrivano già pretagliati, facciamo tutta la lavorazione sul legno, ci sono da limare tutti i tasti, da mettere a posto il capotasto che spesso non è proprio perfetto, e c'è da fare tutta la lavorazione sul legno, per cui ci sono magari delle piccole stuccature da fare, e dopo tutta la parte di fondo, di colore e di verniciatura, di finitura lucida. E devo dire che la cosa bella di questo tipo di attività qua è che tutti stiamo imparando, nel senso che io posso insegnare qualcosa, ma tante cose le sto anche imparando io da loro. Quanti ragazzi sono coinvolti? In questo progetto sono coinvolte 2 persone che, devo essere sincero, sono anche dei bravissimi lavoratori, nel senso sia in termini di edizione ma anche di realizzazione dell'oggetto, perché insomma... Vabbè, insomma è un pezzo... Ci fai vedere il tuo, Marco? No, perché poi allora nasce il magasin, adesso vi facciamo vedere le immagini che il nostro Tony Esposito ha fatto vedere, sono le immagini, le foto scattate il primo, guardate che pezzi meravigliosi, il 1° di giugno, quando c'è stata l'inaugurazione ufficiale, perché poi giustamente proprio per questi ragazzi si tratta di realizzare un vero e proprio contenitore in cui anche metterle in vendita, insomma, queste opere realizzate, far capire loro qual è anche la catena del valore, quando con le proprie mani si realizza un prodotto, poi questo prodotto viene messo nel mercato. Allora, com'è andata la festa? C'è stata una bella risposta, mi sembra, anche in termini di numeri da parte della cittadinanza. Questa è la vostra sede di Vascon. Sì, le immagini parlano da sole, nel senso che abbiamo avuto una bellissima risposta da parte di tutti quelli che hanno presenziato a questo evento. È stato bello anche il rapporto con le band che si sono susseguite. Qui abbiamo i Black Boys, tra l'altro, che sono una realtà legata al mondo della disabilità, e qua ringrazio la Presidente dell'ANFAS che ce li ha portati, e quindi abbiamo avuto modo anche di mescolare quella che è il nostro obiettivo di questa esperienza, quindi la musica con il mondo della disabilità. Questa è la sede di Vascon. Questa è la sede di Vascon, sì. Dall'altra parte, scusate, dall'altra parte abbiamo avuto un riscontro molto positivo da tante persone anche nuove che sono entrate in contatto con la cooperativa, che non è solo in questo caso musica e carcere, è molte altre cose, e quindi è sempre un momento in cui si crea un'inclusione fra il mondo della disabilità, del disagio, del carcere e il mondo esterno, creando quindi delle situazioni di normalità, perché in cooperativa viviamo questo clima e questo vogliamo trasmettere all'esterno. Ci fai sentire, chi è che ci fa sentire un giro di do a questo punto? Allietiamo un attimo i telespettatori, dopo voglio parlare di un altro progetto legato, insomma, al vostro lavoro. Ci proviamo con i microfoni in dotazione per voi, proviamo a vedere se riusciamo a far sentire un giro di do. Alberto, non abbiamo l'amplificatore. Alberto Benedetti, responsabile del polo occupazionale. Alberto, voi avete fatto anche, c'è ad esempio anche tutto l'insegnamento della riparazione delle biciclette, prima si parlava della sistemazione dei mobili. Allora, l'artigianato tout court, come vi preparate anche voi come formatori per relazionarvi con questi ragazzi? È un prepararsi a vicenda, nel senso che noi cerchiamo di mettere in campo la normalità nelle relazioni, la normalità nel rapporto di lavoro, e cerchiamo di creare dei lavori che siano più possibili
adeguati alle persone che lavorano con noi, per cui ci sono dei bravissimi lavoratori, come ho già detto, che hanno esperienza nel settore e che conoscono i lavori, per cui io non mi sento e non credo di essere un formatore, ma credo di essere responsabile di un polo occupazionale, lavorare con delle persone che hanno delle conoscenze, io ho delle altre conoscenze, le mescoliamo assieme e cerchiamo di trasformare tutto quanto nella migliore cosa possibile. C'è la consapevolezza in questi ragazzi della possibilità di riscatto che viene loro offerta attraverso il lavoro? Sì, c'è la consapevolezza e la cosa che a noi come cooperativa interessa di più tutto, più che il manufatto in sé, è la possibilità di insegnare il modo di lavorare, quindi il poter vedere il lavoro, l'usare le attrezzature del lavoro al di là della fattispecie del lavoro stesso, affinché al di là del lavoro stesso la persona quando esce, che si mette nel mercato del lavoro, abbia la capacità complessiva di capire quali sono i contesti e le dinamiche presenti nel mercato del lavoro e in un qualsiasi ambiente lavorativo. Insomma, questa è la cosa che cerchiamo di portare avanti, insomma, al di là appunto del manufatto. Dopo siamo fortunati e siamo stati audaci nel portare avanti questo progetto di chitarre e biciclette che ci sta tornando indietro con grande entusiasmo anche da parte di chi è venuto a trovarci, e quindi siamo molto contenti. Perché il Magasin come titolo del luogo, no? In cui poter vedere e insomma anche acquistare queste chitarre? Perché di fatto è uno spazio comunque che richiama proprio il lavoro e quindi volevamo creare comunque una situazione in cui ci fosse un collegamento fra l'interno del carcere e l'esterno, e questo luogo diventa proprio questo punto di scambio in cui chi ha bisogno di riparare la bicicletta la porta, chi vuole comprare una chitarra ha possibilità di provarla, di comprarla e quindi di venire in contatto con un mondo che sta da un'altra parte ma che è fortemente collegato all'esterno. È una similitudine forse un po' forzata, però mentre parlavi mi viene in mente riparare le biciclette, sistemare i mobili, un po' come cercare di riparare la propria vita, no? Chi è dentro il carcere ha affrontato momenti molto difficili, ma ha una vita che lo attende fuori, una vita che di fatto deve essere riparata, anche nelle relazioni con gli altri probabilmente. Sì, è una forma di riscatto a tutti gli effetti, nel senso che realizzando questi oggetti, lavorando ogni giorno con impegno, con dedizione, queste persone in qualche modo riescono a riscattare se stesse, ma attraverso il loro lavoro e attraverso il lavoro di tutti i soci della cooperativa creiamo quel valore aggiunto che dopo andiamo a far ricadere sul territorio e su altre persone che hanno bisogno. È a tutti gli effetti una forma di restituzione. Ma la passione si può trasmettere? Glielo chiediamo ad Alberto. Sì, si può trasmettere, sì. La passione è il motore di tutte le attività che facciamo in carcere, credo anche fuori nel mondo. Nel senso che la passione è quello che è il sentimento, possiamo dire, che stimola la creatività, che stimola a non arrendersi di fronte agli imprevisti, che ci dà la forza di pensare idee sempre più innovative e anche di ragionare fuori dagli schemi. Sembra strano oggi che abbiamo queste chitarre in mano, però quando siamo partiti è stato un ragionamento di passione fuori dagli schemi che ha accolto il benestare di tutti i ragazzi che lavorano dentro, il consiglio di amministrazione della cooperativa, per cui la passione, anche se nel lavoro tante volte non viene sottolineata a dovere, è il motore, credo, dell'uomo in generale. Quando c'è stata la conferenza stampa di presentazione, no, di questo progetto claustrofobico, è corretto il nome? Sì. Voi avete invitato anche il direttore del carcere. Sì. Ecco, in un momento come questo in cui si parla molto di carceri, avete visto anche la cronaca ci ha restituito delle fotografie tragiche, no, dei luoghi di detenzione, la collaborazione con Treviso è sempre stata molto forte, si può fare di più, cioè che idee avete anche voi di lavoro all'interno del carcere? Sì, il rapporto con la casa circondariale è sempre molto stretto e c'è uno spirito di collaborazione importante
e qua non posso che ringraziare il dottor Quagliotto che crede ogni giorno nella cooperativa, in quello che facciamo, in tutte le attività che portiamo avanti e ci aiuta appunto a realizzarle con lo staff degli educatori, con gli assistenti, le guardie presenti all'interno dell'istituto che aiutano con la loro presenza, con il loro supporto a far sì che ci siano queste attività all'interno, perché non è un dato scontato, non è banale, non è semplice lavorare all'interno del carcere per il materiale umano e proprio per l'ambiente dove ci troviamo, però l'obiettivo è proprio quello ogni giorno di puntare a creare sempre nuove opportunità di lavoro. E questo è l'obiettivo nostro, chiaramente anche dell'amministrazione penitenziaria, perché nel momento in cui i detenuti sono occupati, sono impegnati in qualsiasi attività, stanno meglio, in tutti i sensi stanno meglio. Perché claustrofobico? Stiamo vedendo adesso, sono delle riprese proprio del magasin, quindi a livello estetico come l'avete sistemato e strutturato, perché claustrofobico? E può essere positivo o negativo, come, no? È un termine che ha diverse accezioni. Perché claustrofobico? È partita da lui. Perché la vita delle persone è determinata dallo spazio e dal tempo, in maniera particolare quella dei detenuti. Per cui claustrofobico per la limitazione dello spazio e più in generale anche perché spesso la limitazione dello spazio può portare anche a una limitazione emotiva, per cui è un termine che trascende la parte, diciamo, patologica, ecco, è un termine, potremmo dire, un po' metafisico da questo punto di vista. Parallelamente a questo c'è l'Officina del Tempo, che è la parte di biciclette e di restauro mobili, che anche quella connota appunto questa dimensione del tempo e dell'eterno ritorno. Io credo che questi due nomi, oltre a rispecchiare appunto queste due caratteristiche della detenzione, possono essere un motivo di riflessione anche per chi non vive la detenzione, vive nella libertà, per considerare in maniera più adeguata lo spazio ed il tempo libero che abbiamo la possibilità di vivere, insomma. Quindi sì, è un po' una provocazione. È un messaggio universale forse. Sì. Grazie ad Alberto Benedetti, che sei il responsabile del polo occupazionale, e grazie al presidente di Alternativa Ambiente Marco Toffoli. Davvero grazie per essere stati con noi. Ci vuole sempre un po' di genio, un po' di follia, no? Anche per provare a cambiare il mondo. Lo state facendo anche voi, quindi davvero grazie. Siamo contenti di avervi potuti ospitare in questa sede. Noi ci fermiamo, siamo in pubblicità e sapete che dopo di noi focus sugli accompagnatori di sostegno, sulle badanti, sulla disabilità con il CAF della CGIL. A tra poco.